Per sdrammatizzare un po' potrei dire che questa è la seconda puntata di Target al tempo del coronavirus. Siamo un po' tutti preoccupati naturalmente per l'evolversi della situazione, ogni giorno sentiamo i bollettini ufficiali che arrivano dalla Protezione Civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su questa emergenza mondiale, su questa pandemia che ci ha cambiato la vita e credo che ce la cambierà anche per il prosieguo. Noi anche in questa occasione siamo qui a Target per parlare di coronavirus, per proporvi insomma alcune cose che possono essere sempre utili per il prosieguo delle nostre giornate. Ancora una volta Target e la testata giornalistica di Televideo Agrigento sono diciamo in prima linea per offrire questo servizio a tutti i nostri telespettatori. Target in prima serata il mercoledì sera alle ore 21, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale, naturalmente in streaming sul nostro canale con la finestra dedicata che si può vedere dappertutto, e poi naturalmente anche con l'immissione nel canale YouTube di queste e delle altre puntate che magari chi non può seguirle nei canonici orari del digitale terrestre può poi andarli a vedere. Noi siamo qui a vostra disposizione, l'abbiamo detto in altre occasioni, che recepiamo anche quelli che sono i vostri stimoli, ma anche per questa puntata del 18 marzo abbiamo ritenuto opportuno parlare di coronavirus. E come impongono anche le disposizioni ministeriali, ci siamo messi anche noi in sicurezza. Prima, durante la preparazione, eravamo tutti rigorosamente con la mascherina, anche se qualcuno dice che la mascherina ha sì un effetto, non ce l'ha. Siamo a distanza di sicurezza e così vogliamo proseguire la nostra trasmissione. Ospiti graditi di questa puntata sono l'onorevole Carmelo Pullara. Lui è il vicepresidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, e poi Vincenzo Mancuso, consigliere dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Agrigento. Da noi in Sicilia il coronavirus è arrivato un po' diciamo dopo qualche giorno dall'indizione della zona rossa nelle regioni della Lombardia. Onorevole Pullara, eravamo preparati, ce lo aspettavamo, l'abbiamo accolto nel giusto modo? Beh, devo dire innanzitutto che ha una tipologia di guerra di questo tipo, perché io poc'anzi facevo un commento e dicevo che è esattamente come una guerra e lascerà dopo, quando passerà, gli stessi strascici che lascia una guerra. Quindi essere preparati a una guerra, come si fa a dire che si è preparati? Non si può essere preparati, non ci si può preparare, tranne se uno non pensa di fare la guerra. Allora a quel punto comincerà a creare armi, comincerà a fare eserciti, comincerà a fare esercitazioni. In questo caso devo dire che non è facile prepararsi a tutto questo, lo abbiamo visto che stanno reggendo a stento i sistemi sanitari, come dire, più importanti, più all'avanguardia, non solo in Italia ma anche nel mondo, e sta cercando anche di attrezzarsi. Per fortuna abbiamo un attimo di tempo in più per poter capire che cosa succede, vivere delle esperienze degli altri, capire cosa hanno fatto gli altri, capire dove hanno sbagliato, capire dove non dobbiamo sbagliare noi e riuscire ad organizzarci. Certo, la nostra insularità, che fino ad oggi è stata una palla al piede, è stata una difficoltà in termini di collegamento e tutto, diventa oggi una risorsa positiva. Bene, parleremo delle misure che il governo regionale ha preso subito con il governatore Musumeci e di quello insomma che si sta vivendo in questo momento. L'onorevole Pullara diceva di guerra, forse insomma le truppe armate in prima linea sono i medici e naturalmente gli infermieri. Voi forse più a diretto contatto con gli ammalati e con le strutture. Vincenzo Mancuso. Sì, evidentemente
vorrei ribadire il concetto che aveva espresso prima l'onorevole relativamente al fatto che il sistema non è tarato, non era tarato al nord e non lo è neanche da noi a questi eventi, è un sistema, ci stiamo rimettendo in gioco. Devo dire che onestamente noi siamo tra le professioni che spesso e continuamente si mettono in gioco e riescono a cambiare la propria pelle sulla base delle esigenze che ha il sistema. Lo stiamo vedendo, noi ci stiamo confrontando con i nostri colleghi del nord che comunque ci aggiornano continuamente e ci fanno delle raccomandazioni importanti. Preliminarmente volevo dire che non siamo eroi, ecco, noi siamo abituati a lavorare in prima linea e lo facciamo costantemente mettendo al centro il malato e le loro famiglie e i loro bisogni. Per questo non abbiamo grosse difficoltà, abbiamo solo la necessità di rivedere il nostro stile di vita, e cercare di salvaguardare anche le nostre famiglie quando usciamo fuori dal lavoro. Non so se prima mi diceva che volevate fare vedere un video che è stato fatto. Sì, non lo anticipiamo, ne parliamo dopo. E poi volevo dire proprio questo, dottore Mancuso, che dal punto di vista anche personale, certo il dottore è il punto di riferimento principale, però con l'infermiere forse si instaura un rapporto più umano? Sì, il nostro paradigma è quello del to care, cioè del prendersi in carico, di parlare, di assistere le persone e le loro famiglie, non quello di curare. Quindi stiamo più a contatto, abbiamo più possibilità di poter capire quali sono i veri bisogni che esprime il paziente, e per questo noi siamo cresciuti moltissimo anche dal punto di vista professionale, dal punto di vista delle competenze. Ecco, volevo ribadirlo perché comunque dico, in momenti come questo le competenze sono importanti e devo dire che siamo pronti ad affrontare questi momenti. Non molto, diciamo, recentemente noi come ordine abbiamo lavorato molto sulla formazione dei nostri colleghi relativamente al rischio clinico, no? Alla cosa più semplice. Abbiamo coinvolto colleghi che venivano da fuori, anche degli illustri professori che ci hanno descritto come sia importante affrontare quotidianamente alcune diciamo, pratiche che a volte dimentichiamo, dal lavaggio delle mani, che come si sta ribadendo in questi giorni è fondamentale, il lavaggio delle mani, perché le mani diventano vettore e riescono a trasmettono le infezioni. Devo dire che noi siamo stati un po' lungimiranti, già dall'anno scorso abbiamo iniziato un percorso sul rischio clinico, forse perché era anche necessario rivedere alcune abitudini come tutte quelle. Le vorremmo mettere anche a disposizione della comunità, della cittadinanza, di tutti. Penso che faremo dei video per informare, per illustrare alle persone come lavarsi le mani, quali sono i metodi. Le procedure magari più elementari che noi facciamo meccanicamente, ma che adesso assumono anche un'importanza veramente graduale. Se dal punto di vista medico abbiamo detto, insomma, non siamo noi la Lombardia o il Veneto o l'Emilia Romagna, da noi ci sono grandi professionalità, le strutture forse sono sicuramente più carenti. E in questo caso dovrebbe entrare in gioco la politica, il governo, con un'azione sicuramente più mirata. Abbiamo visto diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmati dal Presidente della Repubblica, e naturalmente la Sicilia come statuto autonomo, ma anche come tutte le regioni che in campo della sanità hanno, diciamo, una competenza più specifica, debbono attuare le loro misure. Onorevole Pullara, come si è mosso, come si sta muovendo il governo regionale? Sì, devo dire che il governo regionale si è mosso su diverse linee. Innanzitutto sul reperimento da un lato dei locali adeguati, ovvero di farli diventare adeguati per poter accogliere le due tipologie di paziente, il paziente Covid positivo, denominato così, e il paziente che poi purtroppo ha bisogno dell'assistenza in terapia intensiva. E poi, quindi questo è l'aspetto come dire, strutturale della vicenda, e l'altro aspetto è quello del personale. Ora, ovviamente le nostre strutture, in particolar modo devo dire nella Sicilia occidentale rispetto alla Sicilia orientale, scontano una arretratezza notevole, una
lungaggine nell'essersi adeguati man mano a quelle che sono state le evoluzioni del sistema sanitario, seppur in presenza di professionalità importanti. Così come per fare un'attività di questo genere è necessario non solo le forze mediche e infermieristiche, ma anche il personale parasanitario. Mi riferisco agli OS, mi riferisco al laboratorio analisi, mi riferisco alle radiologie, perché non dimentichiamo che questa è una patologia che ha bisogno uno studio a 360 gradi e una diagnosi a 360 gradi. Entrano in campo i radiologi per fare la lastra, per verificare se ci sono appunto compromissioni di polmoni, che sono l'evolversi negativo della patologia. Sono necessari il laboratorio analisi appunto per riuscire a sostenere quella che è l'attività di diagnosi con questi famosi tamponi, che ormai sono diventati linguaggio comune nel nostro vissuto appunto quotidiano. Ora, bene, è chiaro che anche lì scontiamo probabilmente un periodo nel quale si poteva fare e non si è fatto, ma lasciamo Abbiamo stare. fatto troppi tagli? No, guardi, io mi permetta una visione tecnica, non L'opinione politica. comune, dicono tutti taglia alla sanità, taglia alla sanità. La posso dire una cosa, è una cosa semplice. Le faccio un esempio da uomo della strada. Lei a casa sua o noi a casa nostra, non è che qualora dovesse arrivare la guerra cominciamo a fare il rifornimento di cibo, ovvero di altro, spendendo del denaro che magari in quel momento ci può servire per altro, pensando che un giorno verrà la guerra. Attenzione, dico le cose, io capisco il momento drammatico e che questa cosa viene facile a dirsi, però a chi ha responsabilità e non si fa trascinare dalla pancia, va detto, come dire, le cose vanno viste nella sua oggettività. L'oggettività qual è? Noi non abbiamo, secondo me, la politica in generale, lasci stare, io sono deputato da poco, ho fatto un altro mestiere, dico che tra l'altro mi è piaciuto, non è stato un problema di tagli, è stato un problema che poi questi tagli, chiamiamoli in questo modo, non hanno trovato razionalizzazione e non hanno trovato evoluzione in un sistema sanitario poi efficace ed efficiente. Ecco qual è il vero nocciolo del problema. Non dimentichiamo che la sanità in Sicilia assorbe il 40% del bilancio regionale di spesa corrente, ecco, cioè è una cifra notevole. Quindi io, come dire, ci andrei cauto nel dire che ci sono stati, piangiamo i tagli. No, non è vero. Abbiamo fatto dei tagli, o meglio, hanno fatto dei tagli, perché ognuno con le sue responsabilità, e poi non sono stati capaci di riprogrammare e razionalizzare il sistema affinché fosse più efficace ed efficiente. Ripeto, questo è un evento straordinario come la guerra. Nessuno mai potrà essere pronto o si potrà preparare ad eventi straordinari. E a eventi straordinari ci si organizza con misure straordinarie. Certo, ma l'evento adesso è arrivato, la guerra è iniziata e purtroppo ogni giorno il bollettino parla chiaro, c'è una curva che sale in maniera vorticosa, non si sa quando arriverà il picco, qualcuno lo voleva a fine marzo, qualcuno lo ha spostato anche un pochettino ad aprile e a guerra iniziata dobbiamo armare l'esercito ma anche fornirci di munizioni e armi devo dire, in no? questo senso onestamente la macchina si è messa in movimento con determinazione e allo stesso modo con la capacità della programmazione. È chiaro che cosa era necessario immediatamente? Individuare dei posti Covid, cioè dire dei posti di isolamento, e far partire immediatamente i posti di terapia intensiva. Guardi, le faccio un esempio che è banale, però per dirle l'immediatezza della risposta, anche perché mi sono permesso di suggerirla appunto per il vissuto professionale precedente. Le sale operatorie sono posti di terapia intensiva, perché quando lei porta un paziente in sala operatoria è nelle stesse condizioni, perché lo deve intubare, lo deve monitorare, eccetera, un posto esattamente di terapia intensiva. Tutti i macchinari necessari per fare questo. È una terapia intensiva, quantomeno un posto, stia attenta, spesso
quello che ormai anche oggi ne parliamo tutti, le donazioni e quant'altro, il ventilatore polmonare di solito è in backup, cioè dire ce ne sono 2 in sala operatoria. Perché? Perché è chiaro che il paziente deve essere operato in sicurezza e qualora un ventilatore, come può avvenire normalmente, si blocca, si rompe, si ferma, per qualsiasi motivo, ci deve essere immediatamente il ventilatore. Bene, questi, appunto, ripeto, mi sono permesso di suggerirlo e l'assessorato l'ha messo immediatamente in campo, sono diventati tutti posti di terapia intensiva. Quindi questo è un dato. Ecco il discorso che lo dicevo, la capacità rispetto all'emergenza di rispondere con soluzioni di emergenza dettate dal buonsenso e dalla capacità di programmare con freddezza, aggiungo. In sala operatoria ci sono il personale medico, sanitario, che è capace e professionalmente nelle condizioni di utilizzare questi macchinari, quindi come dire non il primo venuto tra virgolette, certo. Ma gente che è nelle condizioni di farlo, così come sono stati messi in campo altre misure straordinarie. Mi riferisco per esempio alla immediata ricerca di personale infermieristico e quant'altro. Aggiungo, oggi c'è stata una seduta di assemblea regionale dedicata al coronavirus. Quando parliamo di oggi, lo dicono oggi, parliamo di mercoledì, perché magari qualcuno potrebbe sentire la trasmissione in replica, quindi mercoledì 18 c'è stata questa cosa in assemblea regionale. Il governo, per il tramite dell'assessore alla sanità, l'assessore Razza, ha riferito in aula. Bene, allora è chiaro che uno che è preso dalla corsa alla ricerca alle soluzioni può giustamente sfuggire qualcosa. Mi sono permesso di suggerire una cosa che verrà messa in campo, ritengo, nelle prossime ore, non nei prossimi giorni. Si parlava della difficoltà di un'ipotesi di collo di bottiglia per il risultato dei tamponi, no? Perché chiaramente i laboratori individuati cominciano a entrare in sofferenza. Bene, ho detto una cosa semplice. Ho detto, bene, abbiamo preso i medici, abbiamo preso gli infermieri, stiamo prendendo gli OS, ora dobbiamo prendere i biologi, perché sono quel personale capace di poter processare e verificare con più velocità il tampone. Ecco, come le ho dato un esempio, non per dirle del suggerimento, ma della capacità di un sistema, attraverso un substrato di conoscenza, di poter immediatamente dare le risposte e potersi adeguare per evitare il grosso. Noi siamo fortunati in questo momento. Ancora oggi in Sicilia non è esploso. Ne parliamo più tardi di questo, perché proprio dalle parole che diceva l'onorevole Pullara volevo chiedere chi proprio sul campo queste cose poi le mette in pratica, ovvero gli infermieri di aiuto e di supporto, come dicevamo, ai medici. Le nostre sale operatorie, i nostri posti di rianimazione o di terapia intensiva naturalmente non si aspettavano e non si aspettano questa mole di lavoro. Riusciremo gradatamente ad assorbirla, dottore Mancuso? Ma devo dirle che già da oggi in questo ambito, nell'ambito della terapia intensiva, gli infermieri hanno un ruolo, hanno una loro, cioè non sono ambiti nel quale ci sono delle grosse differenze, seppure il medico è quello che prescrive la terapia, la gestione quotidiana è degli infermieri nell'arco delle 24 ore. E lo dico perché sono dei colleghi che già hanno delle competenze che spesso noi utilizziamo a disposizione di altri per poterli formare, per poter mettere, diciamo, in campo, per poter mettere in campo tutto quello che riguarda le migliori professionalità, perché oggi per esempio stiamo reclutando degli infermieri, bene, e questi dovranno essere tutorati dai colleghi. Stiamo reclutando, che vuol dire? C'è nuove assunzioni, sì, stiamo part-time, finalizzate a questo? Naturalmente ci sono delle diverse strategie, ma una delle strategie che stanno utilizzando sulla base delle indicazioni ministeriali è quello di assumere per un periodo, per il periodo diciamo, dell'urgenza, della durata del coronavirus, questi infermieri e questi medici limitatamente a questo periodo. Per dar manforte. Poi non escludo, alla luce di quello che stiamo vedendo, lo dico con la speranza, perché si sta vedendo che il Servizio Sanitario Nazionale è fondamentale per la cura delle persone ed è un servizio che in qualche modo per alcune scelte
importanti, anche strategiche, anche di carattere economico. Io sono d'accordo col dottore Pullara quando si dice non potevamo avere due chirurgie che stavano una accanto all'altra, dico, alcune scelte sono state razionali, altre un po' meno, però sono state dettate da degli indicatori, diciamo, di carattere nazionale ai quali siamo dovuti andare dietro noi come Sicilia, eccetera. Però dico, ora bisognerà rivedere il sistema sanitario nazionale, bisognerà rivedere alcuni ambiti, bisognerà necessariamente, alla luce di questi eventi, rivedere anche il numero degli infermieri. Nell'ultimo decennio, per esempio, sono venuti a mancare 12.000 infermieri rispetto ai numeri del Servizio Sanitario Nazionale, proprio per una serie di motivi legati agli indicatori, il rapporto infermiere-paziente, eccetera, eccetera. Quindi dovremmo anche, probabilmente sarà rivisto questo sistema, e non escludo che queste persone gli sarà data la possibilità, ma anche ai medici, di restare nel circuito pubblico, anche per supportare tutta una serie di attività che sono quelle territoriali, come l'assistenza domiciliare e quant'altro, perché dovremmo rivedere appunto tutto questo sistema per cercare di renderlo efficace, efficiente ed economicamente sostenibile, perché il problema è la sostenibilità. Certo, l'infermiere in primo piano, lo abbiamo detto, ma proprio parliamo della nostra attualità, di quello che magari può succedere all'interno dei nostri nosocomi. So che insomma si è cambiato un po', no? Lo stile, si è cambiato, magari uno prima arrivava al pronto soccorso, c'era il triage, il codice verde, codice giallo, adesso invece mi sembra che questo sia stato stravolto, dottore Mancuso. Sì, c'è un momento nel quale ci stiamo mettendo in discussione a tutti i livelli. I miei colleghi in questo momento stanno facendo un lavoro che è quello di cambiare la loro destinazione, lo diceva prima il dottore Pullara, l'onorevole Pullara, relativamente a quelle che erano, diciamo, le attività che quotidianamente loro stavano svolgendo. Se la sala operatoria non è attiva, questi colleghi dovranno mettersi in discussione e dover fare altro. Se il reparto di chirurgia non sta operando, probabilmente verranno utilizzati anche nei reparti Covid-19, eccetera, o nelle altre attività per le quali loro sono più utili. Ora, tutto questa rivoluzione a noi non fa paura, devo dire, lo dico con orgoglio, perché ci mettiamo in discussione facilmente e in silenzio spesso, non siamo delle persone che vanno a recriminare. Colgo l'occasione per dire che, per esempio, l'età media in questo momento nella professione a livello nazionale è 50-55 anni. Vecchiotti siete. Siamo un po' vecchiotti, non voglio parlare di quello che c'è dentro le aziende siciliane, perché comunque ci sono dei momenti in cui si sta rivedendo questi numeri. Attualmente non sono nelle condizioni di poter dare un dato statistico, però suppongo che siamo sugli anda, abbondantemente sugli anda. Come in tutte le altre attività, nelle altre realtà, abbiamo la necessità di un ricambio generazionale. Ora, in questo momento diventa necessario avere delle figure che possano sopportare quei turni e quelle dinamiche che abbiamo visto in questi giorni dalle TV e che penso che voi avete potuto constatare personalmente. Insomma, all'inizio lei, dottore Mancuso, aveva detto che non volete essere degli eroi, però insomma che nell'immaginario collettivo la gente vi vede veramente come persone in prima linea. Emblematica quella foto non so se era infermiera o dottoressa, accasciata vicino al computer, proprio sfinita dal lavoro, ma anche tutte le attestazioni di stima che giungono sempre. Anche voi, insomma, come ordine, come categoria, la Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche hanno realizzato un video proprio per dare dei volti concreti a chi a volte veramente H24 è presente in questo campo di battaglia. Anche noi abbiamo catturato quel video ufficiale dell'ordine degli infermieri, insomma, che vi vogliamo proporre. Sicuramente voi l'avrete magari visto, però è il nostro omaggio che vogliamo fare a questa categoria, non solo, diciamo, in questo caso sono gli infermieri, ma a tutti quelli che stanno facendo, ognuno nel proprio lavoro, ognuno nel proprio tassello di questo importante mosaico, il proprio lavoro. Prego Piero di mandare in onda il contributo filmato. Non c'è più tempo, non abbiamo più posti letto dove ricoverare le persone, siamo costretti a riutilizzare i dispositivi di protezione individuale
perché scarseggiano e in molte realtà quelli disponibili non sono idonei. Siamo in pericolo costante, sappiamo di rischiare ogni giorno il contagio, oltre a vivere la paura costante di portare il virus nelle nostre case. Non c'è più neanche il tempo per piangere, se non al termine dei lunghi turni massacranti. Vediamo una morte che non ha la dignità di essere celebrata. Persone lontane dai loro affetti. Siamo provati, siamo pochi, in ospedale e sul territorio. Andiamo nelle case delle persone come soldati al fronte, senza protezioni, in un territorio che non riesce ad accogliere le enormi richieste di cura. Siamo soli. Se non freniamo questa valanga, pagheremo il più grande tributo, il fallimento dell'intero sistema e di ogni cosa per la quale ha senso vivere. Abbiamo bisogno di ospedali, di personale, subito, ora, non domani. Abbiamo bisogno di professionisti qualificati, non riciclati, non gettati al fronte come pedine. Abbiamo bisogno anche di voi, cari cittadini. Chiudetevi in casa. Ogni uscita apre la porta al virus. Non possiamo più permettercelo. Non c'è più tempo. Onorevole Pollara, forse è troppo duro questo messaggio da parte degli infermieri, veramente un pugno nello stomaco. No, è un messaggio forte, secondo me, è un messaggio che ci sta assolutamente, ci sta col clima, con le tensioni che si stanno vivendo, col momento storico che si sta vivendo. Secondo me un ragionamento a 360 gradi va fatto, va pure detto con molta chiarezza che oggi c'è un sistema sanitario che è quello ospedaliero, che vive questo momento di grandissima tensione, preoccupazione, abnegazione, e chi più ne ha più ne metta. Però riconosciuto unanimemente in tutto il mondo veramente come uno dei migliori sistemi in assoluto. Noi abbiamo un sistema sanitario che innanzitutto tutela tutti, non ce lo dimentichiamo, a differenza degli altri che hanno sistemi misti. Se non con l'assicurazione, il nostro sistema sanitario, tra virgolette, universale, nel senso che tutela dal ricco al povero e viceversa, quindi non abbiamo di questi problemi. Sicuramente una riflessione va fatta, e io sempre con l'oggettività e con la ricerca di non pensare con la pancia. A mio modo di vedere le riflessioni non si fanno a caldo, si fanno a freddo, si dovranno fare, i ragionamenti si devono fare, ma oggi è il momento di remare tutti in un'unica direzione. Permettetemi un'apertura e chiusura di parentesi. Vero è, gli ospedali sono centri importanti in questo momento, fondamentali. Non ci dimentichiamo tutto il personale che gira attorno all'emergenza-urgenza. Spesso non viene citato, non viene ricordato, ma c'è personale infermieristico, autisti d'ambulanza, autisti soccorritori, un sistema importantissimo che gira attorno al sistema dell'emergenza-urgenza. Ricordiamo che i tamponi presso il domicilio li vanno a fare questi soggetti, cioè dire i soggetti che vanno presso il domicilio prendendosi un grande rischio e una grande responsabilità presso il domicilio dell'ipotesi del paziente positivo, sono proprio i lavoratori e il personale dell'emergenza-urgenza, e questo avviene a 360 gradi in tutto il sistema sanitario nazionale, in particolar modo nella regione siciliana. Un ricordo e un plauso anche a questo personale e un'attenzione per verificare anche l'evolversi e un ragionamento su di loro, a mio modo di vedere, va fatto, così come va fatto sull'alveo complessivo del personale sanitario. E consentitemi, oggi c'è un mondo che è il mondo sanitario che rema in una direzione, c'è anche un mondo parallelo che rema in quella direzione, che sono le forze dell'ordine, che sono i vigili del fuoco, sono anche i vigili urbani, la polizia municipale, che oggi è impegnata nel controllo del territorio. Insomma, devo dire che l'apparato Stato nella sua complessità sta reggendo, sta facendo la sua parte con
le lacune dovute alla carenza di personale, con le lacune dovute alla carenza di attrezzature e quant'altro, ma sta facendo la sua. Lo Stato Italia nella sua complessità e la regione siciliana sta reggendo. E a proposito cosa dovremmo fare? No, la interrompo Sì. un attimo perché lei all'inizio diceva che il nostro essere isola forse insomma un po' ci ha preservato o comunque ha rallentato. Ci sono state due tesi un po' opposte. Una che voleva l'innalzamento dei muri proprio subito, blocco allo stretto di Messina, tutti gli aeroporti fermi, quindi nessuno può entrare, nessuno può uscire, e eravamo un pochettino più preservati. Qualcuno ha poi criticato questa immissione in massa di persone siciliane che provenienti da Milano dopo la chiusura della zona rossa, adesso ci sono dei più controlli. Qual è la giusta via? Ma guardi, io racchiudo questa risposta in una parola: contingenza. Le decisioni sono giuste quando vengono prese nella contingenza del momento. Se faccio un esempio che è banale, allontaniamoci un minuto, io faccio il deputato regionale appartenente a una maggioranza, allontaniamoci un minuto e guardiamolo nel fatto oggettivo. Bene, se la Presidenza del Consiglio, il Governo nazionale, avesse deciso le misure di chiusura che ha deciso nelle ultime settimane, 10 giorni, le avesse deciso un mese fa e il virus non si fosse propagato, tutti avrebbero urlato al fatto che il governo nazionale aveva posto in essere delle misure restrittive e aveva mosso in ginocchio l'economia di un paese. Quindi, come dire, se non avessimo valutato l'effetto di quello che stava succedendo, non avremmo detto fa bene Conte, non avremmo detto fa bene Musumeci a chiudere. Non so se mi spiego. Certo. Le faccio un esempio perché a me piace analizzare i fenomeni sociologici delle cose. Io ho assistito, non mi ricordo, a metà febbraio a una riunione di operatori turistici sul mancato svolgimento della Fiera del Mandorlo e Fiore. Della festa del Mandorlo. Bene, penso che eravamo, voi come giornalisti eravate interessati. Bene, certo. Giustamente gli operatori turistici erano correttamente, come dire, inferociti rispetto a una decisione di quel tipo. Bene, oggi non ci sarebbe un operatore turistico che metterebbe in discussione quell'annullamento, quella decisione. Fatta a quel tempo è sembrata, tra virgolette, fuori luogo. In realtà, ripeto, è la contingenza che fa le cose. Noi oggi, essendo la nostra insularità, le dicevo, è stato un nostro, come dire, una nostra sfortuna negli anni da un punto di vista infrastrutturale, di collegamenti, eccetera, eccetera. Oggi può essere la nostra fortuna perché ci sta dando lentamente, al netto dei flussi dei nostri cari che sono arrivati dal nord. Attenzione, sono arrivati nostri cari dal nord in Sicilia, non è arrivato... Qualcuno li ha visti come un tori, giusto, però sono arrivati i nostri cari, figli della nostra terra, che erano al nord perché nella nostra terra ad oggi non hanno trovato risposte. Attenzione, dico, le cose non diciamocele tutte, se non vogliamo fare né demagogia né cosa, diciamocele tutte. Erano al nord perché qua a sud non hanno trovato risposta, certo, di lavoro, di studio o variegata, quindi, come dire, certo, andava trasmesso a questi, e questo lo dobbiamo dire, un maggiore senso civico che noi a volte quando siamo nella nostra terra perdiamo e acquisiamo quando siamo nella terra altrui, perché ci sentiamo, tra virgolette, ospiti. Andavamo immediatamente, ci dovevamo mettere, ritornando, in quarantena e, come dire, provare a fare un ragionamento. Questa libertà oggi è stata, ripeto, la contingenza. Visto che quel senso civico è mancato nel momento in cui doveva esserci, la contingenza vuole la chiusura degli ingressi aeroportuali o marittimo, ovvero più che chiusura, una restrizione in maniera importante. Ecco, ripeto,
io racchiuderei il ragionamento e mi permetto di ripetere la parola contingenza, così come è contingente questo particolare momento che stiamo vivendo. Stiamo attenti a questo momento che stiamo vivendo, è l'oggi, è l'oggi. Spero, io sono un positivo caratteriale, è quasi ieri. Attenzione che abbiamo il futuro, quello che sta lasciando, ripeto, io ho iniziato il mio intervento parlando di guerra, è esattamente, se voi vi fermate un attimo a pensare, lo strascico economico-sociale che viene lasciato dopo una grande guerra. Certo. Cioè a dire le nostre imprese sono, come dire, in ginocchio, i nostri artigiani sono in ginocchio, è un argomento che i nostri professionisti. Volevo affrontare dopo dal punto di vista economico, sì, anche perché volevo chiedere al dottore Mancuso, ripeto, il consigliere dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Agrigento, però l'ammalato non è solo il Covid-19, c'è chi ha l'infarto, chi ha l'ischemia, chi ha un incidente stradale, chi ha una sua patologia grave oncologica. E che fa questi? Li mettiamo tutti da parte? No, lo sforzo comunque che bisogna necessariamente fare, il messaggio che è passato prima anche nel video, anche per rispetto dei colleghi che avete visto con le maschere disegnate sul viso. Ecco. Con i volti tumefatti. Sì, i volti tumefatti. Il messaggio era quello di cercare di evitare, appunto, di ottemperare a quelle che sono le indicazioni. L'unico messaggio che vorremmo veramente dare oggi è che è necessario ottemperare a quelle che sono le indicazioni e le raccomandazioni che tutti conosciamo, dal lavaggio delle mani, ma quello che è fondamentale è ridurre al minimo i rapporti sociali, i contatti sociali anche all'interno della stessa famiglia. È chiaro che un malato, un paziente che è debilitato, che ha un abbassamento delle barriere, diciamo, di difesa per altri motivi legati alla presenza di un tumore o sta facendo la chemioterapia, eccetera, dovrà evitare di avere contatti anche con altri familiari in questo momento, perché non sappiamo, la situazione è un po' quella più grave, è che ci sono questi che sono cosiddetti asintomatici, ma non sappiamo manco chi sono, potremmo essere tutti noi. Ecco, questo è l'unico messaggio che noi vorremmo mandare dal punto di vista, diciamo, educazionale, cioè, nei confronti. Frenare la corsa del Covid anche per non intasare le strutture e permettere alla sanità di funzionare per gli ammalati, tra virgolette, normali. Ecco. Sì, purtroppo questo lo dico con forza, noi nella nostra vita lavorativa, nel nostro lavoro, gli unici alleati veri sono i nostri malati, le loro famiglie, che apprezzano molto il nostro lavoro. Ora, in questo momento che siamo vicino a loro ancora di più, cerchiamo di raccomandare questo, quello di stare più attenti possibile, di ottemperare a quelle che sono le raccomandazioni, anche quella più semplice, di lavare le mani e quando si arriva a casa, di lavarle più volte, di evitare di avere contatti con persone che purtroppo, anche se sono nostri familiari, vengono da fuori, raccomandare a loro di stare quei 15 giorni in quarantena. Guardate, tutti abbiamo le bellissime campagne o le case a mare, è opportuno che questi si rechino lì, stiano 15 giorni. E poi insomma adesso ci sono tutte le tecnologie, il computer, televisione, i vari canali tematici, oppure un buon bel libro messo lì. Ecco, sì, anche in queste cose penso che sia arrivato il momento di rivedere le nostre abitudini. Ecco, E a proposito di rivedere, poco fa l'onorevole Pullara ha detto che ha avuto un'idea, l'ha suggerita all'assessore Razza, e l'assessore Razza l'ha fatto proprio e la attuerà. Dottore Mancuso, come infermieri vuole chiedere qualcosa all'onorevole Pullara? Lui è il vicepresidente della Commissione Sanità, fa parte di una maggioranza di governo, insomma, quindi magari può cogliere qualche suggerimento che viene da chi è in prima linea e sul campo. Permette, onorevole? Sì, certo. Come? Tra l'altro il dottore Mancuso, Vincenzo, è mio collega, io mi vanto di venire da quel mondo, quindi insomma è un mondo che conosco bene. Però adesso lei è il vicepresidente della Commissione Sanità e lui è il consigliere dell'Ordine degli Infermieri. Cosa volete suggerire o cosa volete chiedere? Noi, dico, poco fa, quando ci siamo incrociati, abbiamo scherzato un po', perché io ho avuto il piacere di lavorare con il dottore Pullara
2 anni di seguito, lui era il mio capo settore, per cui abbiamo avuto modo sempre di confrontarci su quelle che erano le cose che riguardavano... E anche scontrarvi, anche No, scontrarvi. vabbè, comunque ognuno ha le sue opinioni, nel rispetto, diciamo, dei ruoli, è chiaro che abbiamo anche le nostre divergenze. Certo, certo. E rispetto a quelli che sono i bisogni che oggi hanno gli infermieri, Sì. non penso che sia il momento di recriminare, di chiedere, l'unica cosa è quella in questo momento di fare delle alleanze per affrontare questo momento che è un po' difficile. Ecco, lo scopo della mia presenza, la presenza dell'ordine qui, è quella di cercare di ribadire ulteriormente che noi siamo a fianco dei nostri malati, così come ha detto il dottore Pullara, l'onorevole Pullara. Può essere che ci mettiamo per mano e cammineremo assieme in questo momento. Adesso no, le mani no adesso. No, adesso per mano nel senso che è sempre figurato, certo. figurativo, dal punto di vista figurativo. Sì. E l'alleanza penso che sia presente già. Noi abbiamo sempre condiviso alcune scelte, probabilmente rifletterà su alcune cose lui stesso perché conosce il mondo e si batterà per dire mettiamo più infermieri, cambiamo il rapporto. Ecco, questo lo farà di suo. In questo momento dobbiamo lavorare assieme per affrontare quello che è il vero problema, la vera emergenza, e in questo probabilmente avremo modo di confrontarci su quello che può essere le strategie di assistenza domiciliare, perché come ben sapete... Molte cose sono state fermate, l'altro giorno ci è arrivato proprio sì, però il comunicato di quelle che fanno la fisioterapia o comunque che fanno l'assistenza, che dice che dobbiamo bloccare tutto per il momento perché... Ci sono dei momenti in cui queste cose, se sono prorogabili in questo momento, anche perché basta... Ci sono altre emergenze. Un operatore che diventa vettore, però per esempio abbiamo la necessità di monitorare tutti i pazienti che vengono messi in quarantena o che vengono trovati positivi. Probabilmente si dovrà trovare un sistema di teleassistenza, un sistema che ci garantisca il monitoraggio anche a distanza di queste persone, per evitare che i nostri colleghi, che i miei colleghi si rechino a domicilio di queste persone e poi possono diventare vettori. Assieme possiamo trovare queste cose. Sicuramente la politica ci terrà in considerazione quando farà delle scelte. Probabilmente non siamo stati presenti in alcuni tavoli tecnici perché spesso ci si dimentica anche delle competenze che abbiamo acquisito dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle competenze, però questo non ci preoccupa, non ci crea problemi, perché essendo tutti i giorni sul campo abbiamo poco da recriminare. Mi aspettavo più battagliero, Mancuso, onorevole Pullara, è stato un po' soft, diciamo. No, ecco. Non è vero, non è vero. Il dottore Mancuso, il caro collega Vincenzo, conoscendomi sa, in realtà apro una parentesi, mi consentirete, io mi metto in politica per portare in politica, quindi non nasco in politica, non vivo di politica, non ho vissuto fino a 2 anni fa di politica, onestamente devo dire, però ho ritenuto a un certo punto che se alcune professionalità, alcuni soggetti, forse in maniera presuntuosa ho ritenuto me stesso, rimanessero lontane dalla politica perché vista in maniera negativa, non so se quell'approccio sociologico, il dottore Mancuso, Vincenzo, conoscendomi e conoscendo le mie peculiarità, gli viene difficile dirmi onorevole. Non mi chiama Carmelo, ma mi chiama dottore. Perché? Perché riconoscendo quella, come dire, quella professionalità che forse oggi purtroppo devo dire che è più qualificante rispetto al chiamarsi onorevole, perché nella mentalità della gente, no Vincenzo, no cari amici, l'onorevole è diventato, la politica è diventata una cosa distante. Le professioni sanitarie, le professioni mediche, gli altri soggetti, gli altri portatori di interessi legittimi, perché ognuno porta avanti interessi legittimi, poi per carità ci sono quelli collimanti con l'interesse generale e quelli non collimanti, non hanno bisogno di chiedere alla politica come se fosse dall'altra parte o come se fosse, come dire, su un trono a dire questo sì, questo no. La politica fa parte
di questo mondo, ed è praticamente sullo stesso piano. Gli viene delegata una funzione che è quella della decisione. Quindi noi dobbiamo fare in modo che le decisioni vengano prese da chi ha le capacità di prenderle, vuoi perché ha una conoscenza, ma quando la conoscenza non ce l'hai, deve avere la capacità di ascoltare chi ha quella conoscenza in quel campo e poi, come dire, mitigare quelle esigenze con le esigenze di carattere generale. Questo è lo spirito col quale io mi sono messo in politica e che cerco, come dire, quotidianamente di portare avanti. Vedo Mancuso che annuisce. No, volevo ribadire appunto rispetto a quello che diceva l'onorevole Pullare. Io ecco, ora, stavolta in poi siamo lo un po' chiamano più distanti. onorevole Pullare. Pare che si sia offeso. Però il ragionamento che faccio io è un altro. Io oggi rappresento l'OPI, rappresento l'ordine. Noi abbiamo lavorato moltissimo in questi ultimi 20 anni. Io devo dire che ho seguito molto quella che è stata l'evoluzione della professione negli ultimi 20 anni. E tutto quello che abbiamo ce lo siamo conquistati senza l'aiuto di nessuno, lavorando sui libri, studiando sul campo, avendo acquisito una professionalità, delle competenze che nessuno riesce a mettere in discussione oggi. Prima non eravate dottore, adesso vi fregiate del titolo di dottore. No, non solo, abbiamo giustamente, anche perché abbiamo fatto dei percorsi. Ci sono colleghi miei che hanno fatto delle lauree magistrali, dei master a costi propri, quindi state tranquilli che non abbiamo rubato niente. Assolutamente. Le faccio un esempio. Sì. Un infermiere, consentitemi, un infermiere di pronto soccorso è un soggetto che sul piano sanitario è una cosa incredibile. Ha un bagaglio di conoscenza, ha un bagaglio di conoscenze, di capacità che a volte rispetto ai medici neolaureati o neospecializzati che arrivano in pronto soccorso è di gran lunga, come dire, certo poi quelli hanno un bagaglio di studi un po' diverso, ma quel soggetto, quell'infermiere ha sviluppato quella capacità che è un'altra storia, una marcia in più, certo. È molto più avanti di un medico, non so se... Certo, ritorniamo al coronavirus. Dottore Mancuso, che cosa succederà secondo il vostro punto di vista di infermieri da qui a 15 giorni, insomma, o comunque fino alla data del 3 di aprile, che è un punto fermo da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri? Devo dirle che non è che abbiamo la sfera di cristallo, non siamo... l'unica cosa che oggi possiamo dire è che noi intanto ci stiamo attrezzando assieme all'Organizzazione della Sanità in Sicilia, ci stiamo confrontando con i colleghi di tutta Italia, i quali ci continuano a dire state attenti e cercate di non essere superficiali nella vostra attività quotidiana, ribadite le raccomandazioni alle persone, a quelli che vi stanno vicino, cercate di stare vicini ai malati che hanno la necessità di essere supportati maggiormente e di allontanarli dagli ambienti dove questi si possono infettare. Questo è quello che ci viene raccomandato, di raccomandare ai nostri colleghi di utilizzare tutti gli strumenti idonei, i dispositivi di sicurezza nel miglior modo possibile e di utilizzarli in maniera appropriata. Queste sono le nostre raccomandazioni e stiamo cercando di fare dei percorsi formativi anche a distanza con i nostri colleghi per cercare di informarli su quello che è l'evoluzione. Siamo sempre in contatto, abbiamo messo a disposizione il nostro sito, la nostra organizzazione. Tenga presente che noi siamo circa 4.000 nella provincia, 3.500, 3.600 nella provincia. Dovreste essere quanto invece in relazione al rapporto che diceva prima? No, siamo gli iscritti. Gli iscritti, non Tenga i praticanti. Che siamo 400.000 in tutta Italia, quindi recentemente siamo stati in una riunione a Roma dove c'era presente il ministro Speranza, io ero delegato da parte del Presidente, quel giorno non era lì con noi e lui non ha voluto enfatizzare il nostro ruolo, ma ci ha dato il peso che meritate, certo. Partecipiamo ai tavoli tecnici a livello nazionale, a livello nelle regioni del nord, un po' meno in Sicilia perché non ritengono, però questo non ci preoccupa perché comunque stiamo facendo il nostro lavoro. E quello che succederà, speriamo che non succeda quello che è successo al nord. Tutti i giorni che parliamo con i nostri colleghi che sono al nord ci dicono speriamo che non ci sia questa evoluzione.
e comunque noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, siamo sicuri di poterli affrontare professionalmente e essere in grado di affrontarli professionalmente, diciamo, di affrontare questa cosa. E saremo a supporto del sistema sanitario e saremo a supporto dei cittadini, che sono un po' il nostro vero alleato. Ecco, certo. Noi l'unica alleanza che abbiamo è quella con i cittadini, con i nostri malati e con le loro famiglie. Che cosa ha fatto la politica, il governo e che cosa deve fare da qui a 15 giorni? Allora, innanzitutto io sono per una comunicazione, come dire, reale, non sono per una comunicazione è tutto a posto, non ci sono problemi, no, perché bisogna avere paura del momento, perché questo momento è un momento pericolosissimo. È un nemico, mentre in guerra, ritornando all'inizio, tu lo vedi il nemico, puoi armarti, puoi sparare, qua non lo vedi, è un nemico invisibile. Quindi innanzitutto la trasmissione di un messaggio di comunicazione è: bisogna avere paura in questo momento. L'unica cosa che possiamo fare è rimanere a casa, soprattutto chi non ha obblighi, non chi non ha necessità, che sono una cosa diversa, le necessità dagli obblighi. Si può avere necessità di portare il cane a passeggiare, bene, non è un obbligo, non è un obbligo. Quindi tutto ciò che noi possiamo evitare perché non costituisce obbligo, quindi l'infermiere è obbligato ad andare verso l'ospedale, ed è un ragionamento, oppure la spesa è una necessità, però è una necessità che noi possiamo colmare facendocela portare a domicilio. O andando una volta alla settimana. O alla fine non è che il pane alle 8 di mattina e alle 5 di pomeriggio per averlo caldo. Perfetto. Quindi distinguiamo le necessità dagli obblighi. Certo. È una trasmissione di un messaggio di comunicazione assolutamente di preoccupazione, di paura. È un nemico che non si conosce, non si sa come bisogna combatterlo, tant'è che oggi parliamo, forse hanno trovato la cura, forse hanno trovato il vaccino, forse hanno quella sperimentazione dell'artrite che potrebbe dare interrogativo rispetto a quando arriverà il picco, il contropicco, in salita e in discesa. Insomma, io a tutte queste teorizzazioni, come dire, credo poco, credo a una sola cosa: la paura rispetto a un qualcosa di invisibile. Allora noi l'unica cosa che possiamo fare con senso civico importante, se si è venuti dal nord, fare una quarantena, se poi, consentitemi, al di fuori di quello che suggeriscono i medici, se non si hanno obblighi anche lì e si hanno solo necessità, se piuttosto che 14 giorni dura 20 giorni, Dio a Dio, non muore nessuno. Questi 20 giorni possono essere proprio... Ecco, possono essere futura, possono rappresentare una cosa. Quindi, abituiamoci a non, come dire, non tirare la corda e fare come i bimbi viziati che battono i piedi se non lo ottengono. Abituiamoci a una cosa. A me piace molto quello che ha detto Papa Francesco. Io non sono un grandissimo praticante, però sono un credente. E alcune figure da un punto di vista religioso per me sono guida, soprattutto quando sanno parlare e toccano le reali corde del vissuto. Dice alla fine: questo periodo approfittiamo per vivere con più serenità e più tranquillità gli affetti che onestamente il correre della vita quotidiana non ci consente. Nemmeno quando abbiamo un raffreddore e stiamo a letto 5 giorni stiamo serenamente. Lo sapete perché? Perché pensiamo che nel frattempo il mondo fuori corre e noi siamo in ritardo e lo dovremo rincorrere. Allora oggi che il mondo fuori, purtroppo devo dire, si è fermato, fermiamoci anche noi. Proviamo a godere di quello che abbiamo e non pensare e non piangere per ciò che non abbiamo, ma impariamo a godere di quello che abbiamo. Perfetto, guarda, anche perché
un po' tutta Italia vuole un po' esorcizzare queste cose, no? L'abbiamo visto, ci sono stati dei flash mob, ogni giorno alle 18 si mette una canzone in tutta Italia, le persone affacciano dal balcone. Certo, non c'è da stare allegri, però un po' di serenità, un po' di relax sicuramente ci aiuta a vivere meglio le successive 24 ore. E succede anche qui da noi, insomma, con queste canzoni al balcone che sono diventate ormai quasi una bella consuetudine. Noi abbiamo rubato dal web, chiedendo naturalmente il permesso al grande Peppe Sciortino, questa sua improvvisata esibizione al balcone che ha un po' modificato una canzone simbolo della Sicilia adattandola al tempo del coronavirus. Peppe Sciortino. Rossi rossi allo sbocciare, questo coronavirus come a fare, fino di sta muinda non ci fa niente, cantiamo sta canzone allegramente, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada. C'era un tempo che diceva ora, e invece a stare chiuso bacca mola, e a passare sti 15 giorni, ma stu coronavirus si ave le corna, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada. E quando si vindiamo zona rossa, ora non si vede manco mezza mosca, la cosa più importante è la mascherina, parlare a distanza e la mochina, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada. Brigamo a San Calorio e assaggio l'anno, lavamoli le mani e non facciamo danno, mi sento un zallanoso senza timbari, ma su più c'è tutta ce la va a fare, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada, così tutta la casa, almeno in tanta fretta e si vada. Grazie Peppe Sciortino per questo simpatico siparietto della canzone siciliana. Siamo arrivati anche alla chiusura di questo nostro appuntamento, la nostra ora, come avete visto, spero insomma ci avete seguito con attenzione, è volata. Siamo passati al momento dei saluti e come al solito, come succede da oltre 10 anni a questa parte, onorevole dottore Mancuso, qui si saluta in maniera diversa, non grazie, arrivederci, grazie dell'invito, non ci interessa. Noi vogliamo che il vostro saluto sia innanzitutto un buon proposito, perché noi siamo positivi e vediamo il bicchiere mezzo pieno sempre, anche se il bicchiere non c'è. E poi naturalmente che magari si faccia in maniera particolare, una frase, una citazione, un buon proposito, un qualcosa insomma che ci lasci veramente nel nostro io la voglia di continuare, di andare avanti, sicuri che ce la faremo. Grazie della presenza e della partecipazione al dottor Vincenzo Mancuso, consigliere dell'Ordine degli Infermieri di Agrigento.
Approfitto, diciamo, dell'occasione per ribadire ai cittadini che noi gli infermieri saranno sempre al loro fianco in questo momento più che mai, perché sarà la nostra presenza che li aiuterà ad affrontare questi momenti difficili. Speriamo che non ci sia questa necessità, che non si arrivi a quelle immagini che abbiamo visto, però noi ci stiamo attrezzando e saremo sicuramente al loro fianco. Questo è quello che possiamo dire rispetto a quello che sta avvenendo oggi. Un saluto, diciamo, questo lo dico a nome di tutti i colleghi che sicuramente si stanno, diciamo, attrezzando per affrontare questi momenti nel miglior modo possibile. Grazie dottore Mancuso, e con lei ringraziamo anche tutti quelli che nel campo medico e non solo si adoperano, dal medico, dal primario, dal chirurgo al semplice ragazzo che magari va a fare la pulizia o comunque porta le provette a fare le analisi. Grazie della presenza e della partecipazione all'onorevole Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità all'ARS. No, il buon proposito sicuramente è quello di lanciare il segnale. Io ieri ho girato gli ospedali, per esempio, della provincia di Agrigento, ho voluto verificare le azioni poste in essere, come dire, de visu. Il segnale è che la politica non è assente, la politica è assolutamente presente, non è presente solamente quando deve ricercare il consenso e il voto, è presente anche nei momenti difficili, fa sentire, come dire, la propria voce ed è pronta ad ascoltare la voce degli altri rispetto alle cose che verranno. Una frase alla quale io sono molto affezionato è quella che solo un uomo che sogna è in grado di raggiungere grandi traguardi, e noi, pur nel momento difficile e buio che stiamo vivendo, e lo dico soprattutto alle categorie maggiormente colpite, lo dico ai parenti di coloro i quali sono oggi in terapia intensiva eccetera, lo dico a tutto il mondo delle professioni, non dimentichiamoci di continuare a sognare. Continuiamo a sognare, perché il sole lo vedremo presto e usciremo dal tunnel. Bene, ricordando i due hashtag che per il momento vanno per la maggiore, ovvero io resto a casa e ce la faremo, vi ringrazio della presenza e della partecipazione e grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.